Due incidenti stradali dalla dinamica molto simile tra loro sono avvenuti tra ieri sera e la prima mattinata di oggi nel Bassanese. Il primo attorno alle 7 lungo la Gasparona all'altezza dello svincolo per Rosà. Una donna di 38 anni del posto alla guida di un Y10 per causa ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale è uscita di strada rovesciandosi su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Illesa la donna. Ed è andata bene anche ad un'altra automobilista che attorno alle 22 di ieri è finita fuori strada con la sua Saab a 9 ribaltandosi su un fianco. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118, intervenuti anche i carabinieri. Attimi di paura ieri pomeriggio sull'altopiano di Asiago, dove per alcune ore si erano perse le tracce di un settantenne. L'uomo era uscito per una passeggiata fra i sentieri della Val dei Ronchi, senza però fare ritorno a casa. Allertato dal 118, il soccorso alpino ha inviato 2 squadre, ma le ricerche sono risultate vane. L'uomo, sorpreso dal temporale, aveva infatti trovato riparo sotto un albero e appena possibile è rientrato autonomamente a casa. Violento incendio questa mattina in un'azienda agricola di via Mulini 17 a Casella d'Asolo. I vigili del fuoco, immediatamente allertati, sono corsi con numerose squadre da Treviso, Castelfranco e Montebelluna. In fiamme 1500 metri quadri di struttura e 100 quintali di fieno, oltre a varie attrezzature.